Lo splendido e storico castello del Cataio di Battaglia Terme, ai piedi dei Colli Ugani, ha ospitato la finale della 7ª edizione del Festival del Baccalà, trofeo Tagliapietra, che ha laureato l'indiscusso campione della sfida ai fornelli, lo chef Martino Scarpa dell'Osteria ai Do Campanili di Cavallino Treporti in provincia di Venezia, con la ricetta baccalà al latte di capra con verzottino e riduzione di pera. Un piatto che ha catturato il palato della giuria nella difficile scelta tra i 6 finalisti della competizione gastronomica dopo le 35 tappe in altrettanti locali del Triveneto. Complimenti a Martino Scarpa, vincitore della 7ª edizione del Festival Triveneto del Baccalà, con un piatto innovativo veramente interessante che ha conquistato il parere della giuria, ma direi anche degli ospiti presenti qui al Cataio. Baccalà al latte di capra con verzottino e riduzione di pera. Come è nato questo piatto? È un piatto nato pensando a un piatto che facevo già prima, però avevo bisogno di una parte acida, dunque ho pensato ad abbinare un latticino, in questo caso il latte di capra per dare quella nota un po' acida e un po' fresca del piatto. Da quella l'emulsione l'ha fatto la cottura sottovuoto del baccalà a bassa temperatura, 75 gradi. Ho emulsionato i suoi liquidi di cottura con il latte di capra, è venuta fuori la salsa abbinata sotto il piatto. Abbiamo abbinato questo verzottino che viene cotto sottovuoto per 5 ore a 100 gradi, poi tagliato e grigliato, e da questa nota leggermente comunque erbacea ma un po' amara. Per togliere l'amaro abbiamo usato una pera ridotta di più dell'80% con aggiunta di aceto di riso, e viene fuori, secondo me, e visto anche la serata, secondo anche il pubblico, un piatto abbinato abbastanza bene e equilibrato. Sicuramente un grande piatto che ora tu proporrai anche nel menù del tuo ristorante ai Do Campanili di Treporti, Venezia. Perfetto, sì, lo propongo già da 15 giorni, perché dopo aver fatto la semifinale l'ho proposto subito e sta andando molto bene e speriamo continui così. Una serata esaltante in una location prestigiosa che conobbe il suo splendore nell'Ottocento quando passò alla casa imperiale austriaca, che ne fece la dimora di caccia dell'impero, prima di essere stato una casa museo e la sede ufficiale della famiglia degli Obizi, che elesse in castello a rappresentanza per celebrare le proprie glorie e il potere. Un castello immenso di 350 stanze con una superficie di quasi 30.000 metri quadrati. In questo contesto il festival si è arricchito con questo evento che ha portato 150 illustri ospiti alla serata di gala in una delle 7 sale da ballo affrescate del castello. 6 gli chef finalisti: per Padova lo chef Andrea Bozzato, per Vicenza lo chef Renato Rizzardi, per Bolzano lo chef Claudio Melis, per Venezia lo chef Martino Scarpa, cioè il vincitore, per Udine lo chef Stefano Basello, per Belluno lo chef Luigi Darizzi, che la giuria è composta da Franco Favaretto, Ettore Bonalberti in qualità di presidente onorario e ideatore, Fausto Arrighini, Michele Cella, Peter Brunel, Antonio Chemello, Nicola Portinari ed Emanuele Scarabello ha giudicato. Concludiamo il servizio dal Castello del Cataio con Daniele Tagliapietra, il gruppo molto importante di Venezia che importa dalle isole Lofoten quantitativi molto importanti di baccalà, meglio di stoccafisso. Sì, è vero, siamo una delle prime aziende in Italia e proprio per questo promuoviamo questo evento culturale, proprio per continuare a lavorare, a creare mercato per lo stoccafisso e crearci un futuro noi come azienda. Questo festival è arrivato alla 7ª edizione, non è il caso forse di allargarlo oltre che al Triveneto, magari a tutta Italia? È possibile? Lo speriamo vivamente, è uno dei nostri prossimi obiettivi, però mi sembra che ogni anno il festival sia fresco e che quest'anno abbiamo visto che le ricette sono migliorate e che ogni anno abbiamo qualcosa da dire, che è già una cosa molto importante. Complimenti e grazie ancora alla famiglia Tagliapietra. Grazie a voi. Al vincitore della 7ª edizione è andato un viaggio di formazione alle isole norvegesi delle Lofoten, patria dello stoccafisso, a suggellare un'idea, quella della famiglia veneziana dei Tagliapietra, che vuole essere un esempio nella promozione dello stoccafisso. 6 le pietanze servite agli ospiti della serata, condotta da Francesca Romana Barberini, nell'intervistare i protagonisti di questa superlativa 7ª edizione, proposta dagli chef, ovvero il tramezzino speziato con stoccafisso e cipolla caramellata, il gelato al baccalà con le sue guancette in tempura di birra, ai ravioli di stoccafisso con la zucca, caviale, di lampone e polenta, ai ravioli di baccalà alla cacciatora e tartufo nero, al baccalà di latte di capra con verzottino e riduzione di pera del vincitore, al baccalà dell'habitat dolomitico.
Infine, il tripudio al vincitore, le foto di rito per i partecipanti, a suggellare una serata in cui dagli aperitivi elaborati dai barman che hanno preparato nel ricevento hanno deliziato non solo i palati, ma anche la giusta atmosfera di una finale a dir poco esaltante. E viva il baccalà e lo stoccafisso e le oltre 100 ricette proposte nelle 35 tappe del Festival numero 7 del baccalà.